È una vittoria che ci deve dare anche tanta energia, con consapevolezza e soprattutto anche del lavoro che dobbiamo affrontare in questo campionato. Comunque 2 punti veramente molto importanti. 2 punti che pesano come macigni, certo perché danno ossigeno alla classifica, ma soprattutto perché per gli uomini di coach Menetti sono fondamentali per ripartire, per avere quelle consapevolezze che possono portare a tagliare altri traguardi importanti. Dopo la sconfitta di una settimana fa contro Fortitudo, quello che serviva era un risultato positivo per voltare pagina e la vittoria è arrivata proprio contro la Reyer in un derby già divenuto storico. Quel 90-79 che segnava il tabellone a fine gara è ormai tatuato nel cuore dei tifosi biancocelesti, l'uomo in più in campo, mai come in questa occasione un tutt'uno con i giocatori. Un grande ambiente e poi soprattutto la grande empatia. Noi abbiamo dato tutto in campo, il pubblico ci ha seguito ma soprattutto ci ha sospinto. Si sentiva effettivamente un'area diversa. 2 punti pesantissimi li definisce coach Menetti, ma archiviati i festeggiamenti è già tempo di guardare avanti perché il successo del derby deve essere proprio il trampolino di lancio verso altre grandi prestazioni, a partire da sabato quando la De Longhi dovrà affrontare Trento in trasferta. Non ci si può guardare indietro, ma soprattutto bisogna ricominciare ogni volta da capo per poter arrivare un passo un po' più in là. Ecco, quindi non siamo andati da nessuna parte, bisogna rifare la stessa strada e cercare di andare un pizzico avanti.